Ciao a tutti, oggi vi raccontiamo del raggiro della Lega che ha usato ai danni dei cittadini italiani per ingrossare le proprie tasche e soprattutto a discapito del settore radiofonico. Nel 2001 la Lega va al governo e alla prima occasione utile che cosa fa? Realizza una norma nella finanziaria che permette alle radio comunitarie di occupare le frequenze radiofoniche libere gratuitamente. Queste radio comunitarie quante sono? Solo due. Radio Maria e guarda caso Radio Padania. Così Radio Padania incomincia ad occupare frequenze gratuitamente a discapito di tutte le altre radio normali che per le stesse frequenze devono pagare ingenti somme. Ma la radio della Lega non ferma qui il suo piano. Vi immaginate un cittadino di Agrigento che passa il tempo ad ascoltare gli insulti che gli piovano addosso dagli utenti Radio Padania? No. Ed infatti, dopo un po' di tempo, una volta ricevute ufficialmente le frequenze da parte del governo tramite silenzio assenso, l'ascoltatore agrigentino ascolterà RTL 102.5 o Radio 101. Ma com'è possibile tutto questo? Adesso ve lo spiego, il meccanismo è molto semplice. Radio Padania occupa frequenze e le rivende o le permuta incassando ingenti somme. E siccome l'obiettivo è quello di raggiungere una copertura nazionale, continua costantemente ad occupare frequenze e a sua volta a rivenderle. In pratica un pozzo di San Patrizio, un ciclo produttivo che porta ingenti somme nelle casse di Radio Padania. Ma vediamo chi sono i principali partner commerciali di Radio Padania in questa vicenda. RTL 102.5 e Radio 101. RTL 102.5 è di Suraci, un imprenditore calabro-lombardo da sempre molto vicino alla Lega. Radio 101 invece è del gruppo Mondadori, ovvero di Berlusconi, colui col quale la Lega era al governo in quel momento. E siccome l'appetito viene mangiando, nel 2003 la Lega fa una norma che destina 1 milione di euro proprio a Radio Padania, a cui vanno aggiunti per il giornale La Padania della Lega 36 milioni di euro di finanziamento pubblico all'editoria presi dal 2003 al 2012. Sembra una storia incredibile, vero? Eppure Radio Padania, nonostante per legge non possa trasmettere più di 3 minuti al giorno di spot radiofonico, vede incrementare il suo patrimonio da 100.000 euro a 2 milioni di euro. Nel 2014 quindi ho fatto un'interrogazione e com'è finita? Fino adesso nessuna risposta. Però, guarda caso, il 7 agosto seguente il Ministero dello Sviluppo Economico dirama una nota con cui impedisce a Radio Padania di occupare nuove frequenze a scopo di lucro. Siamo quindi riusciti a fermare la mangiatoia leghista. Ma non è finita qui, perché ci sono tante radio che per stare nel mercato hanno fatto dei sacrifici, alcune hanno chiuso e altre sono in grossa difficoltà. Ma in questi 10 anni Radio Padania non ha fatto concorrenza sleale potendo acquisire frequenze gratuitamente e rivendendole? Quindi, a tutela di tutte le radio normali, il Movimento 5 Stelle ha allertato l'Authority Antitrust e dopo la nostra segnalazione l'Authority ha aperto una preistruttoria per comprendere se ci sono state storture nel mercato radiofonico. Entro maggio quindi sapremo se il garante della concorrenza deciderà di aprire una vera e propria istruttoria e se quindi ci sarà una sanzione per i leghisti o se questi resteranno impuniti. Noi, insieme a tutte le radio veramente libere d'Italia, attendiamo la risposta.